Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati, siamo in diretta con i nostri ospiti, quindi potete come sempre mandare i vostri messaggi, eventualmente chiamare per porre delle questioni sul tema che affronteremo quest'oggi. Un legame di qualità, ovvero una partnership che è stata realizzata tra CIA Padova, Confesercenti del Veneto centrale per valorizzare i prodotti del territorio e portarli ai commercianti, ai ristoranti del territorio. Allora una soluzione molto interessante per dare un qualcosa in più, qualcosa di diverso. Insomma, ci hanno pensato, ci stanno pensando e sta cercando di valorizzare il più possibile il territorio, visto che ce l'abbiamo a disposizione. Per parlare di questo e altro ancora naturalmente, abbiamo qui con noi in studio con grande piacere Maurizio Antonini, direttore CIA Padova e CIA Veneto, tra parentesi, ben arrivato. Grazie, grazie a lei. Ben ritornato, accompagnato da Mauro Cinefra, dirigente del Confesercenti del Veneto Centrale, grazie anche a lei. Buongiorno e grazie dell'invito. Per raccontarci questo, allora prima di incominciare, per fare un po' il quadro direttamente da voi, perché sennò le cose mutuate, molti telespettatori dicono poi non sono vere, non si capiscono bene, e allora la domandona secca: come sta andando il settore dell'agricoltura in questo momento? Poi chiederò come sta andando anche l'attività del commercio e pubblici esercizi. Beh, dobbiamo dire che va bene, il settore primario è sempre un settore a disposizione dei consumatori, a disposizione di tutti i cittadini per la produzione di prodotti di qualità e prodotti sani e prodotti genuini. Poi se andiamo a vedere nei numeri, purtroppo anche l'agricoltura, anche il nostro settore subisce delle grandi contrazioni, soprattutto nel mercato interno, meno 4,7% la produzione oggi inferiore rispetto al semestre dell'anno precedente. Abbiamo un aumento dello 0,9% sul mercato estero. Il nostro centro studi oggi dice che nel 2021-2023 avremo sicuramente una ripresa per quanto riguarda la produzione lorda vendibile dei nostri prodotti più 5%, e quindi siamo... Che sono buone prospettive queste, assolutamente, siamo molto fiduciosi esatto. e molto agguerriti per questo impegno di tutto il settore agricolo. Che cosa servirebbe per lanciare ancora di più adesso l'export, per puntare di più, oppure per puntare ancora di più sul mercato interno, quindi spingerlo? Perché magari i margini ci possono essere. Guardi, noi dobbiamo valorizzare i nostri prodotti, dobbiamo dare il giusto valore ai nostri prodotti. Lo ricordo sempre ai nostri telespettatori, lo ricordiamo sempre che fatto 100 il valore finale, solo il 15% va agli agricoltori, e quindi questo è un elemento molto critico, e su questo noi dobbiamo mettere in campo quelle politiche che permettono agli agricoltori di percepire anche un centesimo in più. Solo per fare un esempio, un centesimo in più del litro di latte che oggi viene pagato a 0,35 centesimi, per molte nostre aziende equivale a 10, 12, 13 mila euro in più al mese, quindi per dire quanto è importante dare il giusto valore al prezzo e per dare il giusto valore ai nostri prodotti che noi oggi produciamo. Però il consumatore finale alla fine non ci può fare niente, perché se vuole dice prendo il latte fresco, prendo quello di alta qualità, con la marca magari del territorio se lo trovo, faccio questo, lo pago tra l'altro anche tanto 1,50 euro, 1,30 euro, non certo 35 centesimi. E questo è che la scelta, non è che posso trovare altro, e andarlo a prendere alle origini non è così semplice, perché adesso con tutte le regole, le limitazioni sull'igiene, HACCP eccetera, non è così una cosa facile. Assolutamente, questo ci insegna però che questo periodo di epidemia ce lo insegna molto più specifico sul settore primario e sull'agricoltura, che la filiera è un elemento determinante, e all'interno della filiera non può non esserci la grande distribuzione, e quindi oggi mettere in campo quelle politiche che mettono insieme la grande distribuzione e gli agricoltori permettono di accorciare la filiera e dare la possibilità ai nostri agricoltori di percepire quei guadagni in più che gli permettono di sopravvivere all'interno dei nostri territori. Quindi collegamento diretto con Confesercenti, con chi vende, potrebbe dare quel maggior plus senza transitare per la GTO, giusto Cinefra? O no? Sì, beh, io sono un pochino perplesso, nel senso che allora Confesercenti del Veneto Centrale
per statuto, per scelta e per logiche ormai quarantennali non rappresenta assolutamente il mondo della grande distribuzione organizzata, per cui in questo momento lo sforzo che stiamo facendo di andare ad accorciare la filiera, per quanto ci riguarda insieme alla collaborazione con la CIA, è quello di riuscire ad andare a interessare il collegamento tra il mondo della produzione e il mondo della ristorazione su prodotti di qualità che vengano portati e fatti conoscere appunto ai ristoratori della provincia di Padova e di Vicenza, che poi porteranno appunto questi prodotti, li trasformeranno e li porteranno nelle tavole dei clienti che in questo periodo e in maniera limitata nei giorni e negli orari in qualche modo continuano a essere ospiti dei ristoranti. È chiaro che questi prodotti devono incontrare il gusto del ristoratore e il gusto dei clienti, per cui le operazioni che stiamo mettendo in campo è quello di assolutamente è vero, accorciare la filiera facendo conoscere in incontri B2B quelli che sono il mondo della produzione con il mondo dei ristoratori, che conoscano prodotti assolutamente importanti, prodotti dedicati e che vengano reinventati e rivisti dai nostri chef. Solo così si va ad accorciare la filiera che ha troppi, comunque su questo concordo, assolutamente troppi passaggi. Ecco, io le chiedo ulteriormente, Confesercenti quindi i piccoli negozianti sostanzialmente, fino ad arrivare anche al discorso delle bancarelle, così, gli ambulanti, ma questo non può essere esteso anche a questa categoria, ovvero io vado nel negozio di prossimità e trovo il prodotto di prossimità del territorio anziché la famosa marca di pasta nota, ma magari trovo quella fatta con prodotti locali. Non si riesce a creare un accordo già più stabile, più esteso in modo che io ho già una scelta, come avviene in tanti paesi all'estero. Tu vai nel negozietto e tu trovi il prodotto del territorio, se poi vuoi prendere la nota marca eccetera vai nel supermercato. Esistono questi supermercati dove poi peraltro vanno tutto un target di persone anche di altro genere. Non si può creare questo tipo di netta scissione. Sì, trovare i biscotti famosi, che è ovvio che non costeranno di più nel piccolo negozio, ma se trovi invece i biscotti della nonna fatti con le farine di grano del mulino del territorio, caspita, li preferisco. Allora, questo è stato fatto, noi veniamo da una collaborazione di un paio d'anni, di un progetto che si chiama sempre fatto con Confesercenti e con CIA, con il progetto Farmers Lab, dove appunto sempre in questa logica è stato fatto conoscere il mondo della produzione con le nostre ristobotteghe, con le botteghe alimentari di qualità, quelle che ovviamente non trattano prodotti da grande distribuzione e che hanno delle nicchie di mercato ben definite anche nella logica di soddisfazione di appunto determinati prodotti, e visto anche le intolleranze, le allergie e quant'altro, prodotti dedicati a soddisfare un tipo di clientela abbastanza riconoscibile e di nicchia, e che possa avere anche un ritorno economico vantaggioso per entrambi i player, perché poi alla fine il prodotto di qualità non può avere lo stesso prezzo, le stesse qualità organolettiche e molte volte anche la stessa marchiatura dei prodotti che abbiamo nella grande distribuzione, per cui un lavoro assolutamente importante di conoscenza reciproca è stato fatto e continua a esserci, e in alcuni casi con delle cene, con dei webinar, con dei momenti dedicati abbiamo avvicinato le due realtà da questo punto di vista, per cui sicuramente sì, lo stiamo facendo. Antonini, su questo? Guardi, lo diceva benissimo il mio collega, è una questione culturale, cioè noi oggi dobbiamo infringere una cultura diversa nell'alimentazione, quindi oggi la ricerca dei prodotti tipici, dei prodotti padovani, dei prodotti veneti, dei prodotti italiani, penso che sia uno degli elementi importanti, determinanti che noi dobbiamo avere come elemento di missione, e quindi su questo dobbiamo, questo progetto, il progetto Farmer Lab, ma anche tanti altri progetti che diano la possibilità di andare alla riscoperta dei nostri prodotti veneti, ma soprattutto i prodotti dei nostri agricoltori. Quindi è una questione anche di insegnamento, di forma mentis che dobbiamo acquisire. Salvaguardare la qualità, do subito la parola, salvaguardare la qualità dei cibi che portiamo a tavola è fondamentale, non solo economicamente ma anche e soprattutto perché la nostra salute in gran parte dipende da essa, da ciò che mangiamo. Sacrosanto, quello che scrive il telespettatore o telespettatrice. Guardi, solo per dare una risposta al nostro telespettatore
Faccio solo un esempio per le nostre aziende zootecniche che generalmente hanno dai 35 ai 40 controlli all'anno sulla qualità del loro prodotto e sulla produzione che loro fanno. Per dire la grande sinergia che c'è anche con gli istituti zootecnici, veterinari, quant'altro, che guardano sia il benessere di animali ma soprattutto anche la qualità del prodotto che noi produciamo, e quindi su questo ha ragione il nostro telespettatore, la qualità dei prodotti è fondamentale e noi garantiamo la qualità dei prodotti, noi agricoltori garantiamo questo. Ci mettete la faccia. Se mi permetti aggiungo anch'io una cosa, non lo sa ancora probabilmente il direttore, ma è uno spoiler che facciamo in tempo reale proprio per la trasmissione di oggi di TV7. Dalla settimana prossima porteremo alcuni produttori nei nostri migliori ristoranti e in diretta social la mattina faremo la presentazione delle aziende agricole, dei loro prodotti e la trasformazione in diretta per i consumatori con alcune ricette dedicate proprio dei prodotti di filiera del territorio, per cui assolutamente capita a puntino questa... Beh, siete contenti di questa iniziativa? È carina, è bella? Cioè, noi siamo contenti nel momento in cui si valorizzano quei 33 prodotti del Veneto tra DOP e IGP. 33, attenzione. Sono importanti, sono tantissimi i nostri 33 prodotti del Veneto che sono i nostri cavalli di battaglia. Sono i nostri bandiere e cavalli di battaglia della nostra produzione. Penso che questi sono gli elementi che noi dobbiamo valorizzare, dobbiamo cercare di concretizzare. Dobbiamo però far pagare il giusto prezzo a questi prodotti. Sì, questo assolutamente è doveroso. Entrando nel merito specifico di questa iniziativa, non riesco ad arrivarci, c'è un altro messaggio: com'è possibile garantire la salute dei cibi che mangiamo se ormai viviamo in un ambiente con acque inquinate, piogge acide, aria insalubre? Beh, gli diamo subito una risposta al nostro telespettatore. Per fortuna, cioè voglio dire, noi quando dico dai 35 ai 40 controlli ci sono anche i controlli dell'acqua, chiaramente. E poi oggi uno degli elementi importanti per quanto riguarda la nostra agricoltura del Veneto è la sostenibilità, e quindi la riduzione dei prodotti fitofarmaci, la riduzione dei concimi, per dare sempre di più valore a quello che dice anche il nostro agricoltore, e quindi il nostro telespettatore, per dare quindi valore ai prodotti che noi produciamo, sempre nella sostenibilità ambientale ed anche economica. C'è una notizia che circola, sulla quale ci hanno scritto anche alcuni telespettatori, circola sul web, dopo non l'ho visto su altri media, eccetera, relativamente alla pasta che avrebbe dei contaminanti, pasta di diverse marche, perché ci sono dei fitofarmaci utilizzati per i grani e questi hanno contaminato l'alimento. Faccio la domanda: buongiorno, questo virus ci ha fatto capire quanto siano importanti i negozietti vicino a casa. Io ho riscoperto la panetteria che non frequentavo da anni, un gran salto di qualità. Quindi questo per... Guardi, allora grazie di questo attestato di stima e di fiducia da parte del telespettatore. Sicuramente allora, nel momento quando eravamo tutti chiusi nel primo periodo c'è stato un po' anche, viste le limitazioni territoriali, la riscoperta del negozio di vicinato, negozio che è sempre stato presente, alcuni fanno riferimento addirittura a fondazioni di negozi storici. Abbiamo attività sul territorio che vanno dai 50 ai 150 anni di attività, per cui si tramandano da generazioni, e se stanno in piedi ovviamente c'è un motivo assolutamente importante da questo punto di vista. I prodotti sono assolutamente di qualità, molti si sopperiscono in un momento di difficoltà anche attraverso il sistema della consegna a domicilio, della vendita per asporto, e nel momento in cui c'è qualsiasi tipo di difficoltà legata alla disabilità, alla mancanza di possibilità vengono assolutamente incontro e aggiungono orario a già le loro difficoltà di orario di lavoro nel portare a casa le merci. Volevo, se mi dai un minuto, rispetto anche all'igienicità, non solo nella salubrità dei beni dal campo, ma prima di arrivare alla tavola appunto c'è la trasformazione da parte dei nostri ristoranti o la vendita dei nostri negozi. Anche loro sono soggetti a normative igienico-sanitarie rigidissime, dicevi giustamente prima il piano dell'HCCP. Abbiamo fatto un accordo con l'Associazione Nazionale dei Medici del Lavoro. Nel nostro sito www.quiseesicuro.it ci sono tutti i cartelli da scaricare per
per gli esercenti, e c'è anche un call center dove qualsiasi dubbio che abbiano sia i consumatori che specialmente i negozianti e i ristoratori possono chiamarci rispetto all'implementazione di tutte le norme igienico-sanitarie per fare prevenzione sul Covid, per cui assolutamente è un percorso sano dall'inizio alla fine. Insomma. Dopo rifaccio la domanda a Maurizio Antonini, c'è un altro messaggio: ma è proprio impossibile prendere latte direttamente dal produttore? Io ricordo una volta che lo prendevo dalla Malga, ora non me lo danno più. Allora, rispondiamo a questo messaggio, l'altra domanda che stavo formulando a Maurizio Antonini, agli altri messaggi, subito dopo la pubblicità, tra poco.